Pasquale Bettin, tecnico del Fulgor Massanzago, campione regionale di seconda categoria. Mister, avete direi vinto meritatamente questa finale, comunque ciliegina sulla torta di una stagione fantastica per voi che vi porta in prima categoria. Le chiediamo un po' le sue impressioni, insomma la sua analisi della partita e di questa stagione della Fulgor. Penso che la stagione sia stata una grande stagione da parte di tutta la società e soprattutto dei ragazzi. Diciamo che questa sera è stata una partita un po' particolare, loro molto bravi, una squadra veramente forte che sicuramente abbiamo messo in difficoltà solo di rimessa. Ci siamo difesi bene, non abbiamo rischiato pochissimo tranne negli ultimi 5-10 minuti, però è una bella squadra anche loro. Noi abbiamo fatto i gol e loro ne hanno fatti, tutto qua. Cristian Chiaro, attaccante della Fulgor Massanzago, al termine della finale regionale di seconda categoria, vinta 2-0 con una tua doppietta. Cristian, direi un degno finale di stagione. Dopo un campionato comunque trionfale, meglio di così non si poteva finire. Guarda, è stata una stagione lunghissima, finalmente è finita vincendo tutto, quindi meglio di così non poteva andare. E della partita cosa ci puoi raccontare? Gol in apertura, poi insomma il secondo in contropiede, direi vittoria meritata comunque. Sì, tutto sommato una vittoria meritata secondo me, abbiamo dimostrato forse di essere superiori anche se loro sono una gran squadra. Una gran squadra! Questo, vabbè, non dico niente e niente, siamo contenti. Complimenti anche agli avversari, complimenti vivissimi anche a noi, ce lo siamo meritati e forza Massanzago. Fiorenzo Bognin, tecnico del Montebello al termine della finale regionale di seconda categoria. Mister, non siete riusciti a portare a casa questo triplete insomma, che avevate sperato di centrare, comunque una stagione straordinaria per voi, è la vostra seconda sconfitta stagionale, questa è la testimonianza insomma, della grande stagione che avete fatto. Che analisi appunto di questo campionato, di questa finale, insomma mister, un po' le sue impressioni? Allora, come hai detto te, è stata un'annata fantastica sotto tutti i punti di vista. Siamo arrivati in fondo in tutte le competizioni, anche in questa finale qua. Io sono un rammarico. Ho parlato con un dirigente della federazione, non si può arrivare alla finale per diffide e avere due giocatori, poi avevo anche due infortunati fuori. Questo due giocatori tra l'altro importanti. Secondo il mio punto di vista era questo il modo, cioè se la squadra fosse stata completa, nulla da togliere a quelli che hanno giocato bene, hanno dato il massimo, anche se magari in campionato hanno giocato poco, però insomma questa è una competizione da affrontare con tutti gli effettivi a mio modo di vedere, a meno che uno fosse squalificato perché espulsioni, ma eravamo fuori due persone importanti solo per diffida. Sarebbe un regolamento un po' da rivedere sotto questo profilo qua, come esempio la Champions che domani sera, sabato sera giocano anche quelli che erano diffidati, perché insomma è giusto che due squadre giocano con i suoi effettivi migliori, però niente da dire, loro forse avevano un po' più fame di noi, anche se in alcune circostanze di questa partita qua ci è andato un po' tutto quanto storto, ecco, se andava dentro magari il gol, uno dei gol che abbiamo sbagliato magari la situazione era anche diversa, però va bene così, un'annata stupenda, tutto da incominciare. Pierluigi Dal Bosco, centrocampista del Montebello al termine della finale regionale di seconda categoria, persa 2-0. Pierluigi, direi insomma una sconfitta che nel complesso ci può stare, ma insomma una stagione fantastica da parte vostra, è la vostra seconda sconfitta stagionale insomma nel complesso. Insomma ti chiedo un po' la sintesi, l'analisi di questa stagione e di questa gara poi finale. Sì, come dici te è un finale di stagione che ci lascia un po' l'amaro in bocca nonostante gli ottimi risultati perseguiti sia in Coppa di Campionato con le due vittorie. Ci tenevamo a fare questo triplete che sarebbe stato storico, però è stata una bella partita combattuta, sono stati più cinici di noi, sono passati subito in vantaggio sulla nostra disattenzione. Poi avevamo preso le misure, abbiamo avuto le nostre occasioni anche noi, in contropiede hanno fatto il secondo gol, ma ci abbiamo messa tutta. Penso che non possiamo dire niente, anche i miei compagni sono stati una grande squadra. Voglio ringraziare tutti, dal mister a ogni singolo compagno, che quelli che hanno giocato bene per questa stagione strepitosa, e comunque un grande bravi anche alla squadra avversaria che non ha comunque demeritato questa finale.